Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Il caro bollette, mi riferisco per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas metano, sta rappresentando un'autentica tragedia, una mazzata, peggio ancora che un nuovo lockdown per le nostre famiglie e per la nostra economia, che è capace di mettere davvero e letteralmente in ginocchio il commercio, l'artigianato, la piccola e media impresa. Mi siamo già rapportato insieme anche al presidente ANCI FVG Favot con i vertici nazionali di ANCI per un intervento forte, importante nei confronti del governo. Tra domani mattina e dopodomani mattina, insieme anche al sindaco di Monfalcone, la collega e amica Anna Maria Cisinte, manderemo una lettera a doppia firma al ministro, al premier e al ministro delle finanze per conoscenza all'ANCI nazionale e al presidente della nostra regione Fedriga, che ha dimostrato nei fatti di essere vicino alla nostra comunità, non soltanto per chiedere, per lamentare questa situazione, ma anche per formulare delle proposte che sono immediatamente percorribili. Ad esempio, mi riferisco, ed è una cosa che è già stata utilizzata, mi riferisco alla possibilità che il governo può concedere ai comuni di utilizzare perlomeno una parte, una quota dell'avanzo di gestione dell'anno precedente, che perciò hanno in pancia, non devono chiedere a nessuno, non deve esserci un ulteriore stanziamento da parte del governo, usare una quota di queste risorse non già per gli investimenti mesi e mesi dopo, ma proprio per cercare di venire incontro a questa tragedia, a queste esigenze, a queste necessità di famiglie, di commercianti, di artigiani, di piccole e medie imprese. Certo, sono convinto che sia il governo nazionale che sarà sensibile a questo appello di tutti i comuni, simbolicamente, ma è soltanto un gesto simbolico. Giovedì il comune di Gorizia non illuminerà qualche palazzo di particolare prestigio, di particolare importanza nella nostra città. Certo è che se dovesse capitare che non si riescono a individuare misure immediatamente per contenere i costi energetici, il comune di Gorizia spenderà di meno per l'energia, nel senso che sarà costretto a risparmiare sull'illuminazione per destinare queste risorse sicuramente al sociale. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.